di Carmine Amadeo. È un romanzo scritto molto bene, così avvincente, pieno di emozioni anche contrastanti, che ti tiene proprio con il fiato sospeso, pur non essendo un giallo. Ovviamente è il giallo che è avvincente. In questo libro c'è tutto, c'è l'amore, l'amicizia, la solidarietà, ma anche la sopraffazione, l'intrigo, la mafia, e non mancano i riferimenti allo sport e soprattutto al calcio, che spesso nella vita di tutti i giorni fa da sottofondo alle vicende umane, quasi fosse una colonna sonora, un leitmotiv. E a un certo punto del libro si legge il calcio nonostante tutto. Le vicende ruotano intorno a due personaggi, Gino e Deborah, che sono due ragazzi dei nostri giorni, con i loro sogni, le loro speranze, ma soprattutto il loro amore. E il loro amore è un amore delicato, fresco, proprio alla Romeo e Giulietta, che viene contrastato da un altro uomo, il figlio di un mafioso, che si è invaghito di lei, della sua delicatezza e della sua ingenuità, e farà di tutto per averla, anche agendo negativamente in maniera proprio con soprusi nei confronti appunto di lui. Ecco, nel libro però, oltre ai personaggi negativi, che sono appunto mafiosi e arroganti, c'è anche un prete, Don Luca, che oltre ad essere molto simpatico, ad avere anche un aspetto diciamo moderno, è profondo, e quando parla con Gino gli spiega che cos'è la fede e soprattutto che cos'è il destino. Gino aveva il respiro affannoso. Don Luca gli passò un bicchiere d'acqua e disse: io non credo al destino. Il destino non fa altro che responsabilizzare l'uomo. Io credo invece all'imprevedibile e al prevedibile. Due cose sono imprevedibili: le condizioni in cui nasciamo, per esempio, perché siamo nati in Italia da una famiglia ricca anziché in Ruanda da genitori poveri, e i comportamenti negli altri dei nostri confronti, che non possiamo mai pienamente immaginare. Tutto il resto è prevedibile. Anche la morte di tuo padre era prevedibile. Prevedibile per il solo fatto che ogni essere umano deve mettere in conto che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. Perché è natura. Il destino, come lo intendi tu, non è altro che il nostro atteggiamento nei confronti della vita. Noi possiamo cambiare sempre il nostro atteggiamento e di conseguenza cambiare sempre il nostro destino, perché ogni creatura vivente è responsabile delle proprie opere. Che ti piaccia o no, tuo padre è responsabile della propria morte. La colpa non è di nessun altro. Gino rifletté qualche minuto, poi si alzò e si mise a camminare avanti e indietro per la stanza. Grazie Alessia. Allora, la sensibilità di questo autore, di questo giovane autore, si vede anche dal fatto che ha voluto, diciamo, che tutti i proventi del libro siano devoluti ad un'associazione che si chiama Stampo Antimafioso di Milano. Quindi il libro contiene dei messaggi di speranza, e soprattutto in un mondo migliore dove queste situazioni, 'ndrangheta, mafia, cioè queste situazioni di tra virgolette cattiveria nei confronti delle persone normali che conducono una vita con onestà, sia superato, e questa è la speranza di tutti. Grazie Alessia. Brave. Sì, già finito. Ma se... guarda quanto Ciao, C'è sta, c'era, Questa te ne andate.